79 anni fa il bombardamento su Treviso, 1600 vittime, 123 di questi erano bambini. In città la toccante commemorazione con i rintocchi all'ora della strage, in piazza anche il sindaco Conte e il ministro Nordio. Dalla signora Bertilla che ha parlato in piazza ai trevigiani sopravvissuti al disastro, tra questi Giancarlo Gentilini, le parole di chi è scampato alla morte quel 7 aprile. Picchiata di ladri perché stava dando l'allarme abbaiando, è successo una piccola cagnolina in un'abitazione della periferia di Roncadi, il racconto dei proprietari. Condannato per direttissimo il 24enne che ieri ha aggredito 2 poliziotti a Conegliano, dove è stato un pomeriggio d'alta tensione, finito anche sui social. Avviata un'indagine interna nella casa di riposo Umberto I di Montebelluna, dove la notte di Natale ci sarebbe stato un festino poco consono per l'attività della struttura. Scadeva oggi a Treviso la facoltà di accensione dei riscaldamenti negli edifici, ma il freddo anomalo ha costretto l'amministrazione a prorogare di 8 giorni il termine previsto. Con i progetti Musica nel paesaggio e Musica per il paesaggio, le terre alte della Marca Trevigiana Capofila Pieve di Soligo si aggiudicano il titolo di città veneta della cultura 2023. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua della nostra emittente. Domenica 9 aprile, infatti, Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 10 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica di San Marco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Questi dunque i titoli. Vi dico subito che fra poco ci collegheremo in diretta con il nostro Lucio Zanato per raccontarvi della Via Crucis che partirà alle 21 a Treviso, e sarà una Via Crucis davvero particolare, un unicum. Era da 50 anni che il venerdì santo non cadeva proprio il 7 di aprile, il giorno in cui si ricorda il bombardamento di Treviso, e dunque sarà una Via Crucis davvero particolare anche nel suo percorso, perché partirà da Madonna Granda e il percorso terminerà alla chiesa votiva. E dunque una Via Crucis dedicata alle vittime del 7 aprile 1944. Fra poco il collegamento con il nostro Lucio Zanato, ma allora dal 7 aprile 44 noi ripartiamo. Oggi la commemorazione che avevamo raccontato in diretta, la città si è fermata per ricordare le vittime. Mani giunte e occhi irrigati dal pianto testimoniano come a quasi 80 anni di distanza sia ancora intenso il dolore per i morti e le devastazioni del 7 aprile 1944. Il suono della campana civica dalle 13 ha ricordato l'arrivo di 159 fortezze volanti, che dalle 13:24 per 7 lunghissimi minuti sganciarono sulla città oltre 2000 bombe. Fu un vero e proprio venerdì di passione, con 1600 morti e la città quasi completamente devastata. E oggi quel ricordo deve continuare ad essere di monito per tutti. Ognuno di noi porta in casa propria, nei nostri genitori, nei nostri nonni, nei nostri parenti, una testimonianza reale di quello che è stato il secondo bombardamento più sanguinoso della storia della nostra Repubblica. E 79 anni dopo, io approfitto di questa occasione per dire che dobbiamo recuperare la pace sociale e recuperiamo anche lo spirito di vivere in pace, ma al di là delle parole facciamolo. Pace e democrazia, per il ministro Nordio, obiettivi da difendere ogni giorno. Viviamo in libertà e in pace. Sono 2 valori fragili che vanno coltivati e che speriamo che la stupidità e la cattiveria umana non debbano vulnerare né ora né mai. Ma la testimonianza più forte l'hanno data i sopravvissuti a quel 7 aprile, nonni oggi, quei bambini di allora, consapevoli di aver potuto vivere quella vita negata a tanti altri, fratelli, amici e compagni. Sono momenti che si vive e basta, intraducibile, non so cosa dire, ecco, comunque ringrazio il Signore di essere viva. Non solo la signora Bertilla, tante le persone che ai nostri microfoni hanno voluto ricordare quel giorno, ricordare anche la fortuna di essere vivi oggi.
C'erano soprattutto loro alla cerimonia di questa mattina in Piazza dei Signori a Treviso. Sono gli ultimi sopravvissuti al bombardamento del 7 aprile. Bambini di ieri, oggi tutti over 90, ma con ancora il ricordo vivo e impresso nella memoria di quel venerdì santo di morte e devastazione. 15 anni e ero qua sotto, qua. Lavoravo in via Risorgimento, come su una piccola fonderia. Il rifugio antiaereo dov'era allora? No, rifugi era Drio e il Sil, che sono andati da fuori insieme con altri, che ero qua perché sono a casa dopo una settimana dopo il bombardamento, e a portare fuori i morti da Drio, l'ospedale, Vecchio, qua. A mia famiglia, mi abitavo a Santa Maria Erore, a mia famiglia credeva che fosse morto. La mia casa è stata bombardata, mio papà aveva costruito un rifugio da vicino. Quando è venuta la bomba la mia casa si è aperta così, ma proprio un fumo nero, e davanti al giardino, all'uscita della casa, c'era questo buco e mio papà urlava: Tosatti, tieni su quei spae, i travi del rifugio che si putei. Eravamo 6 bambini piccoli e 70 persone dentro il rifugio, e tutta questa gente silenziosissima è scesa sul buco davanti alla mia casa, e ci siamo avviati verso San Lazzaro, perché era in quella zona là. A San Lazzaro c'era la nonna che ci ha ridato i vestitini, perché io, quando sono estratta dal rifugio, ero come quella bambina che ha fotografato Capa. Non avevo più niente, solo le mutandine. Mi ricordo come durante tutto questo cosa che c'era, si arriva dentro di corsa il cappellano del Duomo e ne ha dato la soluzione in articolo mortis. Ormai tutti eravamo già pronti e aspettare la morte. Davvero testimonianze terribili. Tra i testimoni oculari di quella devastazione anche l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, all'epoca appena quindicenne, che ci ha raccontato perché la città venne bombardata. Vi racconto una cosa: ho avuto la fortuna durante la mia esperienza di sindaco di trovare un pilota di una fortezza volante. Una di quelle 159. E sai perché c'è stata questa distruzione immane? Perché c'era la contraerea che sparava a tutta forza, e quindi quello mi disse: anche noi volevamo salvare la nostra vita, abbiamo scaricato e abbiamo omesso di colpire i bersagli militari. Appena terminato il bombardamento sono uscito, ho trovato il sindaco, il vescovo Maniero con tutti i pretini e a estrarre tutti i morti sotto le macerie. 15 anni, avevamo il sangue fino dappertutto, ma ricordati che l'uomo si abitua a tutto, alla morte, alla fatica, a qualsiasi cosa, e in quel momento volevamo salvare il maggior numero di persone, perché si sentiva urlare, eccetera. E poi ti dico una cosa che mi è rimasta impressa: appena terminato il bombardamento, la signora Stringa è passata in via Francesco Baracca urlando perché erano stati uccisi i suoi 2 figli. Questo è l'urlo di questa madre che l'ho ancora nelle orecchie. Fra poco, come vi dicevo, ci collegheremo con Lucio Zanato, una via Crucis dedicata proprio alle vittime del 7 aprile. Adesso invece la cronaca: picchiata dai ladri perché stava dando l'allarme abbaiando. È successo una piccola cagnolina in un'abitazione della periferia di Roncade. Il racconto e la rabbia dei proprietari. Lei è stata picchiata, comunque adesso sta bene. Matteina, detta Metti, bassotta di 5 anni, è stata picchiata da dei malviventi che volevano introdursi nel giardino di casa sua in via Stradazza a Roncade. Lei si è lanciata immediatamente dentro al campo, e come è arrivata nella zona buia ho sentito che piangeva in maniera disperata, come se venisse picchiata da qualcuno.
mi sono lanciato immediatamente all'interno del campo e ho sentito dei rumori dall'altra parte della siepe che si vede laggiù. Sì, loro sono entrati da qui, da dietro al pollaio, praticamente hanno scavalcato la rete, lei ha sentito i rumori e chiaramente si è avventata immediatamente contro. L'allarme lanciato dalla piccola Metti ha di fatto sventato il furto dei ladri. Quante persone erano secondo lei? Ma secondo me almeno 2, perché ho sentito poi un vociferare mentre andavano via, quindi sicuramente erano almeno 2. È una zona martoriata dai furti. Ci sono molte case singole, ci sono stati parecchi furti. Non si vive bene. Non si vive bene, diciamo che si dorme sempre con un occhio aperto e uno chiuso. La vostra cagnolina di 5 anni è stata la vostra salvezza, il vostro allarme. Se non fosse stata per lei probabilmente io me li sarei trovati davanti al portone o probabilmente anche già dentro in macchina, perché io presumo che l'obiettivo fosse la macchina, perché la macchina è anche nuova. Un cane in famiglia, oltre che un fedele amico, dimostra di essere sempre un prezioso alleato, anche se di piccole dimensioni. Io con Metti mi sento al sicuro perché è l'allarme di casa. È stato condannato per direttissimo il 24enne che ieri ha aggredito 2 poliziotti a Conegliano, la zona del Biscione, dove è stato un pomeriggio d'alta tensione, finito anche sui social. Sembra Gotham, lo sbirro picchia un bambino, se entra con loro in macchina sarà solo un ricordo, vogliono boicottarlo perché siamo del blocco, sento dalla sua bocca, le sconfitte di troppo, tipo torna in Marocco, questo non sarà il tuo posto, ste cose non le scordi. Il video con tanto di minaccia su TikTok, il social più seguito dai giovani, è presto diventato virale e racconta dell'arresto di un ghanese 24enne in via Sauro, a pochi metri dai giardini di San Martino a Conegliano. Quello che non racconta invece l'aggressione subita dai 2 agenti di polizia impegnati nel controllo antispaccio dell'area, non solo da parte del 24enne, ma anche di diversi compagni che erano con lui, una decina, stando alle testimonianze. Sono le 4 del pomeriggio quando i toni in questo angolo di Conegliano si accendono. I ragazzi di colore hanno preso a menegate i poliziotti. Là c'era una baruffa immensa. Io ho sentito solo baruffa. Lasciarmi stare, e il poliziotto le ha prese anche. Ma erano in tanti? Tanti, contro 2. Come se non bastasse, il gruppo si è poi portato all'esterno del commissariato per continuare la protesta nei confronti dei controlli. Nelle scorse ore, in tribunale a Treviso, il 24enne è stato giudicato per direttissima e condannato a 1 anno e 4 mesi per resistenza pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Restano da vagliare le altre posizioni. I 2 poliziotti hanno riportato una prognosi di 7 giorni ciascuno. Uno è stato morso alle mani e alla schiena, l'altro ha ricevuto un pugno in piena faccia e ha rotto un dente. Per i residenti l'ultimo atto di una serie in una zona che resta poco sicura. Sto notando ultimamente un aumento della microcriminalità, cioè delle bande di giovani che vanno in giro per Conegliano a fare quello che vogliono praticamente. Secondo me la situazione sta peggiorando e sta degenerando e non abbiamo più il controllo di questa situazione. Secondo me in certi posti più forze dell'ordine sicuramente non farebbero male per tenere la situazione sotto controllo. Più controlli sicuramente, sì, più controlli sicuramente. C'è troppa delinquenza, non va bene. La situazione è sempre un po' violenta qua a Conegliano. Però da un posto dopo vanno in un altro, non si sa dove sia un po' di pace o tranquillità, anche per i bambini. Troppo delinquenza e non va bene così. Troppi, come si dice, extracomunitari e troppa paura. In diversi posti c'è spazio di droga. Bisogna andare giù drastici, bisogna che le robe le cambia radicalmente e dare più coso alle forze dell'ordine, mano libera alle forze dell'ordine, se no non se ne va fuori. Da Conegliano a Montebelluna avviata un'indagine interna nella casa di riposo Umberto I, dove la notte di Natale ci sarebbe stato un festino poco consono per l'attività della struttura. A sollevare il caso è stata l'opposizione. Se per caso qualcuno mette in atto dei comportamenti, diciamo così, poco consoni, al di là che sia il PD a farsi portavoce o qualsiasi altra persona del mondo civile, se ha le prove ovviamente deve andare fino in fondo.
Il Partito Democratico, che ha lanciato il sasso, oggi ha preferito non rilasciare dichiarazioni, scrivendo in una nota: monitoreremo l'evolversi della situazione, presenteremo una richiesta di commissione sull'Umberto I, ma vorremmo evitare di personalizzare. Scelgono così il silenzio dopo aver portato alla luce un festino non proprio consono ad una casa di riposo che si sarebbe svolto la notte di Natale. Una festa di e per i dipendenti in cui, secondo l'opposizione, si sarebbero tenuti atteggiamenti folcloristici e di dubbio gusto per l'Umberto I. Video di cui l'amministrazione non è ancora riuscita ad entrare in possesso. Io il video non l'ho visto, non so sinceramente nemmeno quasi di cosa stiamo parlando. Chi ha le prove vada a dirlo all'organo di controllo. Intanto il sindaco annuncia, dopo aver personalmente contattato il direttore dell'Umberto I, Vincenzo Casa, che il CDA ha avviato un'indagine interna. Ci siamo sentiti e hanno già attivato alcune indagini per capire se e quanto è accaduto, sempre nella massima discrezione e delicatezza. Non ho alcun potere sulle decisioni della struttura, chiarisce il sindaco Adalberto Bordin. L'organo di controllo della casa di riposo è la Regione del Veneto. Al comune spetta la nomina dei membri del CDA. Torniamo a Treviso. Scadeva oggi la facoltà in città di accensione dei riscaldamenti negli edifici, ma il freddo anomalo, le temperature sotto la media di questi giorni ha costretto l'amministrazione a prorogare di 8 giorni il termine previsto appunto per l'accensione degli impianti termici degli edifici. Dunque l'ordinanza del sindaco di oggi proroga fino al 15 aprile. Ci sono immagini questa possibilità di poter accendere quindi i riscaldamenti, gli impianti termici negli edifici, quindi fino al 15 di aprile. A Treviso sempre, ma la campagna elettorale che incombe. Allora parliamo di Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centrosinistra per Treviso, che boccia la superstrada pedemontana. Da imprenditore dice non è conveniente. Poi nella nostra prima edizione ha commentato anche il fuoco incrociato ricevuto in questi giorni da parte degli avversari. Sento che gli avversari, una parte degli avversari almeno, trovano dei pretesti che non c'entrano niente con l'offerta del programma che andremo a fare alle elezioni per screditarmi in modo che io non condivido. Ecco. Contestato dagli avversari, centrodestra e terzo polo, difeso oggi in studio dal Movimento 5 Stelle il tema, quello dell'incontro elettorale organizzato da Giorgio De Nardi prima della celebrazione dell'anniversario del bombardamento della città di Treviso. De Nardi parla da candidato sindaco ma anche da imprenditore e a sorpresa boccia l'investimento della superstrada pedemontana veneta contestualmente all'inaugurazione del raccordo di ieri con la A27, alla presenza del presidente Luca Zaia e del vice premier Matteo Salvini. Questa opera è costata una follia, ci ha messo tantissimi anni per realizzarsi e ha creato un problema veramente importante alle finanze della regione, e questo significa avere meno risorse per la salute, dove invece abbiamo dei problemi enormi che stanno crescendo a vista d'occhio e dove la soluzione sembra quella di dare al privato la gestione della sanità. E questo è un trend che non posso accettare. Un altro passaggio sui pedaggi. Se i pedaggi sono così costosi, da imprenditore sono abituato a fare questi conti, quindi se tu hai un prodotto che costa troppo, nessuno lo usa, ti rimane l'opera, tutti i costi che hai dovuto sostenere per farlo e non hai nessun impatto né di tipo economico né di tipo funzionale. L'ultimo fondo poi è per il progetto del Park Vittoria. E quella è una zona altamente scolastica con tanti istituti, ci sarà anche l'università, quindi portare 400 auto, un flusso continuo di macchine e persone che cercano parcheggio in un parcheggio così grande nel pieno centro di Treviso è una cosa totalmente sbagliata. In prima edizione Colonna De Roberto, l'avete visto, è stato citato anche nel servizio, c'era anche il candidato in lista per il Movimento 5 Stelle Gianni Girotto, che si è espresso sulla pedemontana. Ecco, i dati che abbiamo noi è che questa autostrada doveva costare 2 miliardi di euro, ma ne costerà 11. Tanti pochi, chiaramente sono tantissimi, è più del Mose, ma soprattutto, è questo il grossissimo difetto che noi denunciamo da sempre, se questi pedaggi non verranno se questi soldi non verranno dai pedaggi perché il traffico sarà scarso, questi soldi verranno comunque pagati dal pubblico
dai cittadini. Quindi sono spese, sono denaro che proprio viene pagato dall'ente pubblico, perché il contratto che è stato fatto dalla Regione Veneto dice che se le macchine che passeranno saranno poche e quindi gli incassi dei pedaggi saranno pochi, la differenza la metterà la Regione Veneto, lo metterà lo Stato italiano, lo metterà insomma il cittadino italiano. Quindi è stato fatto un business a favore di pochi, e qui siamo al solito discorso del conflitto di interessi, perché naturalmente chi ha costruito quella strada ci guadagna in maniera blindata, perché anche se non passerà nessuno, nel caso estremo, comunque la differenza dell'incasso verrà coperta dagli cittadini italiani. Ancora il centrosinistra, parliamo di una delle liste che appoggia Giorgio De Nardi, la lista dei Verdi a sostegno appunto del candidato del centrosinistra, e che ieri hanno presentato i candidati consiglieri. Sotto alla loggia dei 300 presentati 23 candidati alla carica di consigliere comunale di Treviso per Europa Verde a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Nardi. Con loro la deputata Luana Zanella e la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda. Ragioneremo insieme, in coordinato con Europa Verde Veneto, sulle questioni legate alla vivibilità della città, in corrispondenza con l'aumento delle temperature e quindi con i rischi anche sanitari, in particolar modo per bambini e per anziani, e per quanto riguarda il peso energetico, contribuendo a far sì che a Treviso partano realmente le comunità energetiche. C'è un pregiudizio nei confronti dei Verdi, ha detto De Nardi. Questo è sbagliato, l'economia green ha invece grandissime potenzialità. Treviso inoltre è una delle poche città d'Italia che non ha verde nel proprio centro città, con dei parchi meravigliosi di cui non si sfrutta l'intero potenziale. Molteplici gli obiettivi dei candidati della lista Treviso per Europa Verde. Io credo che Treviso sia una città magnifica, in cui io credo fortemente, e soprattutto per quello che riguarda i quartieri ha delle potenzialità verdi e per le persone incredibili. Bisogna valorizzarle, però bisogna mettere al centro l'uomo, le famiglie, i bambini, e trasformare quelli che sono quartieri che non hanno un'identità in quartieri che invece sono veramente fortemente vissuti dalla gente. Treviso dovrebbe aumentare il numero degli asili nido, dovrebbe diminuire le rette perché sono ancora altissime e dovrebbero andare appunto in base all'ISE. Noi siamo molto preoccupati del problema della cementificazione a Treviso, del problema dell'inquinamento dell'aria, e siamo preoccupati anche della riduzione delle aree verdi. Noi vorremmo preservarli, anzi aumentarli, qualora appunto i cittadini di Treviso ci dessero la possibilità di mettere in pratica il nostro programma. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo in diretta con Lucio Zanato da Treviso per la Via Crucis. Rieccoci in studio in diretta, e allora subito in collegamento con il nostro Lucio Zanato per parlarci di questa Via Crucis che partirà fra poco più di un'ora, e l'abbiamo detto all'inizio del telegiornale, davvero unica nel suo genere. A te Lucio. Poveri figli miei, che avete ansiosamente cercato protezione e salvezza nei ricoveri e vi avete trovato la tomba. Poveri figli miei, sorpresi per una troppo funesta illusione nella presunta difesa della casa. Poveri figli miei, che un dovere di obbedienza, una missione di comando o di carità ha legato a un posto dove vi ha trovato la morte. Queste sono le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Mantiero, in occasione della messa dell'ottava di Pasqua il 16 aprile del 1944, ricordando i 1600 morti del bombardamento del 7 aprile. Sono a Madonna Granda, a Santa Maria Maggiore, perché questa è la chiesa dei trevigiani da sempre, e da qui partirà questa straordinaria Via Crucis legata proprio al 7 aprile. Pensate che solo 50 anni fa c'è stato un altro 7 aprile coincidente con il Venerdì Santo, e il prossimo 7 aprile coincidente con il Venerdì Santo sarà tra circa 15 anni. Questa sera il vescovo Monsignor Tomasi partirà da qua per una Via Crucis unica,
domenica ci saranno solo 4 le stazioni, ovvero qui, poi Palazzo Giacomelli, la Casa della Carità e poi Santa Maria Ausiliatrice, ovvero il tempio che noi ricordiamo appunto la chiesa votiva, insomma, dove dietro c'è il tempio che ricorda appunto i 1600 morti. Sarà una serata, sarà una via crucis di riflessione proprio legata al bombardamento, quindi ci saranno i passaggi ovviamente della via crucis con la lettura del Vangelo, ma ci saranno anche dei ricordi come questo che vi ho appena accennato. Un momento per tutti i trevigiani, un momento per tutti i cittadini, un momento di riflessione per quello che è stato. L'abbiamo sentito all'inizio del nostro telegiornale, i ricordi. Quindi l'appuntamento per tutti è qui dalle 21 per poi appunto raggiungere il tempio della chiesa votiva. Noi lo seguiremo e naturalmente vi racconteremo questa serata domani sera nel corso del telegiornale. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato. A proposito di Pasqua, un altro appuntamento importante nel giorno di Pasqua, quindi domenica 9 aprile, un appuntamento importante sulla nostra emittente, perché domenica 9 aprile Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 10 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica di San Marco, appunto di Venezia, e quindi dalle 10 domenica mattina la Messa di Pasqua. Sono le terre alte della Marca trevigiana ad essersi aggiudicate il titolo di Città Veneta della Cultura 2023. Il titolo va quest'anno a una cordata di vari comuni con capofila Pieve di Soligo, che ha presentato un programma di 60 eventi diffusi sul territorio e imperniati su paesaggio e musica. Al centro della proposta vincitrice i temi musica per il paesaggio e musica nel paesaggio, una serie di eventi musicali che hanno come scenari spazi inconsueti, dai laghi alle vigne, dal belvedere alle manifatture, dalle cantine alle chiesette rurali. L'annuncio di questa vittoria oggi a Venezia con il governatore Zaia, la soddisfazione del sindaco del comune capofila Pieve di Soligo, Stefano Soldano. Sì, è stata un'idea che ci è venuta mettendo insieme una serie di eventi, tra cui il centenario della Totti del Monte e una lunga tradizione di concerti che nel nostro territorio ormai si ripete da tempo. Un territorio fatto di bellezza sia di paesaggio, fatto di bellezza enogastronomica, ma soprattutto anche di tanta cultura. Quindi l'idea che è nata con la collaborazione delle varie associazioni e soprattutto dei 29 comuni è quello di aver costruito un programma unico con degli eventi che poi saranno irripetibili, perché saranno la particolarità di questo bando di quest'anno, rivolgendo il pensiero appunto alla musica nel paesaggio e il paesaggio nella musica. Complimenti dunque alle terre alte della Marca trevigiana e a Pieve di Soligo per il riconoscimento. Noi andiamo invece adesso nel Bellunese. E c'è il lupo in primo piano, il tema del lupo. Sulla gestione del lupo l'Europa cambia marcia. Dall'atteggiamento fino ad ora rigido di Bruxelles si passa a una linea sposata dalla maggioranza degli Stati membri. Lo fa sapere l'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann. Tanti miei colleghi cominciano a ragionare sulla gestione del lupo, mentre fino a poco tempo fa c'è una chiara maggioranza anche da noi in Parlamento a favore della tutela pesante del lupo, con 2 votazioni che abbiamo avuto alla fine dell'anno scorso si è capito che non è più così. Sulla gestione del lupo si cambia registro, cambia l'atteggiamento della Commissione europea. Quanto fatto fino ad ora non funziona più, serve più flessibilità sulla gestione del grande predatore. L'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann non è più solo nella battaglia intrapresa a favore di chi in questi anni impreparato ha subito la presenza massiccia del lupo e le sue conseguenze. Secondo la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è importante trovare un equilibrio tra la necessità di tutelare la specie, la biodiversità e le ragioni del mondo agricolo. L'Unione Europea non fa piani di management e non consente l'abbattimento, non programma l'abbattimento di lupi. Questo può essere fatto nell'ambito di un piano di gestione, un piano di management. Il piano di management di gestione deve essere deliberato, approvato a livello europeo. Questo
questo sì, e qui dobbiamo diventare più flessibili, però deve essere fatto dallo Stato membro. Che è quanto accaduto in Svezia, stato preso ad esempio dalla von der Leyen, che Dorfmann chiede venga replicato anche in Italia, magari pure solo nelle regioni dell'arco alpino, ma bisogna fare presto. L'Italia deve fare un piano solo per la popolazione alpina, che io renderei anche una cosa interessante, o se no per tutta l'Italia, e poi farlo approvare dall'Unione Europea. Ho parlato con il ministro Lollobrigida proprio questa settimana su questo lavoro che c'è da fare, secondo me c'è da fare il più presto possibile. A Belluno sempre, via libera al nuovo supermercato all'ex Agip. Ieri la determina di Palazzo Rosso, che fa seguito all'iter decisorio che si è concluso con la conferenza dei servizi lo scorso 4 aprile. I lavori iniziati lo scorso anno e poi interrotti dalla richiesta di verifica di vincolo da parte della soprintendenza partiranno a breve. 8 supermercati in meno di 3 chilometri. Via Vittorio Veneto e via Tiziano Vecellio si confermano luogo privilegiato per la grande distribuzione a Belluno. Il 4 aprile il via libera al piano di lottizzazione che trasformerà l'area dell'ex Agip all'altezza della rotatoria del Millennium. La decisione è arrivata al termine della conferenza dei servizi che ha concluso l'iter contrassegnato da diversi stop and go per la società Acil di Sedico. Dopo l'avvio dei lavori di demolizione del distributore dismesso, era stata Italia Nostra a bloccare l'intervento, ritenendo che quel fabbricato, in particolare la pensilina, fossero soggetti a vincolo della soprintendenza. Chiariti i dubbi e richiesta una modifica al progetto, la conferenza dei servizi ha detto quel sì alla società, che ora dovrà presentare il piano urbanistico attuativo sottoposto a valutazione di impatto sismico e ambientale. La nuova superficie di vendita avrà uno sviluppo di 1.500 metri quadrati. Tutto attorno il progetto edificatorio prevede l'allargamento della rotatoria del Millennium e dell'innesto fra via Plebiscito e via Vittorio Veneto. Sarà adeguata l'area dei parcheggi di Piazzale Resistenza e realizzate opere di compensazione. Il progetto dovrà passare al vaglio della Commissione urbanistica di Palazzo Rosso per il via definitivo. Se non ci saranno intoppi, i lavori potrebbero iniziare entro l'estate. Sicurezza, decoro urbano, manutenzione dei parchi cittadini. Il consigliere Marco Perale del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune interroga 3 assessori della Giunta dei Pellegrini sulle condizioni della città, a partire dal Parco Città di Bologna, da anni ormai luogo non più sicuro per i bambini. Al venerdì sera e al sabato sera i giovani passanti che escono dai vari bar spesso si portano la loro bottiglia di birra e spesso la rompono, quindi non è una novità. Non è una novità che il Parco Città di Bologna sia oramai da anni diventato un luogo poco sicuro per i bambini, frutto della mala educazione dei più grandi che sovente hanno espresso il peggio dell'inciviltà, accanendosi contro i giochi e deturpando l'area adibita al divertimento dei più piccini. Un problema che solleva il consigliere Marco Perale, ben consapevole che è di difficile soluzione, ma una via d'uscita si potrebbe trovare. Mettiamoci d'accordo, è uno dei lavori che andrebbero fatti, forse anche dal volontariato, se così va bene a questa giunta, ma da chiunque vogliano, tutti i venerdì, sabato mattina e domenica mattina, è andare almeno a togliere i cocci, perché i bambini sono bambini, le loro biciclette anche, e se uno casca si fa veramente male. Il tema della manutenzione del parco è oggetto di un'interrogazione che Perale ha già depositato e della quale chiede conto agli assessori De Cunovic, Damiano e Roccon. A questi ultimi in particolare si chiede conto di una serie di affissioni abusive comparse negli ultimi giorni in centro città, che hanno sollevato diffusa indignazione, specie in Piazza dei Martiri, luogo simbolo del sacrificio nel periodo della morente dittatura nazifascista. Di vedere i simboli non tanto dei giovani di Azione Studentesca di Belluno, che hanno preso il logo da quelli di Firenze, che già si sono resi famosi alle cronache per un pestaggio, ma roba come Casa G, destra identitaria. Andate a vedervi su internet cos'è Casa G. Adesivi in carta e plastica hanno deturpato segnali stradali, cassette della distribuzione del gas, insegne private e grondaie. Il gruppo di ignoti avrebbe agito la notte dello scorso weekend e potrebbe essere stato ripreso da più di qualche telecamera di videosorveglianza. L'ironia, molto lieve, è che siamo in un momento in cui ci dicono che hanno vinto quelli dell'ordine e della disciplina, riescano almeno a tenere al guinzaglio i loro giovanotti e le loro ragazze, che non facciano disordine, non sporchino pubblicamente e non evadano le tasse comunali. Esistono le pubbliche affissioni, chi non gli chiede le pubbliche affissioni vuol dire che o è distratto o ha qualche altro tipo di cointeressenza.
Sono stati pubblicati, siamo alla sanità, sul New England Journal i primi risultati preliminari dello studio clinico al quale ha partecipato anche il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, che valuta sicurezza ed efficacia del vaccino sperimentale per prevenire infezioni respiratorie da virus sinciziale, che assieme al Covid e all'influenza rappresenta un fattore potenziale di rischio soprattutto a danno di bambini e anziani. Lo studio coinvolge 17 paesi in tutto il mondo e ha arruolato circa 25.000 soggetti. In Italia i centri clinici coinvolti sono 17, tra questi il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1, diretto dal dottor Sandro Cinquetti, coadiuvato nello studio dalla sua equipe. Martedì a Palazzo Fulcis e al Comunale di Belluno ci sono svolte le audizioni del concorso musicale nazionale Città di Belluno. Vi hanno partecipato con successo anche gli allievi della scuola media Ricci del capoluogo. Le grandi potenzialità della musica per lo sviluppo sia della sfera cognitiva che di quella emotiva favoriscono la socializzazione e l'inclusione. Lo sanno bene i docenti delle scuole di primo grado a indirizzo musicale che su questa disciplina hanno investito, ricambiate dall'entusiasmo degli alunni. E all'entusiasmo si è aggiunta la soddisfazione. Martedì i ragazzi della sezione musicale della scuola media Ricci del capoluogo hanno partecipato alle audizioni del concorso nazionale Città di Belluno e i riconoscimenti non sono mancati per le classi di chitarra, clarinetto e formazioni da camera. La musica d'insieme, precisa la dirigente scolastica, migliora le capacità di autocontrollo, la concentrazione e l'autostima dei ragazzi. L'obiettivo è quello di continuare in questa missione che già ha saputo scoprire e elevare il talento artistico di allieve e allievi. Con queste note si chiude il telegiornale di Treviso, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e sul nostro territorio il tempo torna via via ad una maggiore stabilità. Il dettaglio di sabato 8 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con spazi di sereno alternati ad addensamenti per lo più modesti. Possibile qualche locale precipitazione da metà giornata, più che altro non si esclude sull'entroterra. Temperature in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui in prevalenza soleggiato, con cielo nuvoloso e con possibilità di locali precipitazioni sulla zona montana. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, ma con prevalenza di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.